Allora, dico do robe su scuola umanistica e dopo tacchemo con la conferenza. Allora, mi sono il direttore della didattica di scuola umanistica, perché non devi altri già la conosce. Scuola umanistica, l'Aseo un istituto per la difesa e la promozione della cultura classica che le sta fondando nel 2019. E quello che ne cava fuori, diciamo, dalla maniera solita di insegnare latino e greco, perché se qui in pratica che insegniamo latino e greco, se che insegniamo la letteratura latina in latino e quella greca in greco. E qua qualcuno dirà, ma allora cosa c'entra il Veneto? Diciamo che gli altri che abbiamo fondato, me e il mio socio che abbiamo fondato scuola umanistica, abbiamo diciamo, specifica subito che scuola umanistica la Gavaria porta avanti anche la cultura veneta, perché essendo sta fondata in Veneto, a Padova, scuola umanistica, diciamo, dobbiamo pensare che il fatto che, diciamo, che la missione diciamo, che siamo messi davanti agli occhi di portare avanti la conoscenza del latino e del greco perché si capace più coscienza del passato, la si combinasse bene con la battaglia, diciamo, che si può chiamare anche così, perché diciamo, i veneti hanno sempre più coscienza della sua lingua, dell'importanza di questa lingua e far conoscere anche la letteratura che è stata scritta in Veneto e diciamo quello che è sta roba che noi altri parliamo, perché siamo in tantissimi a parlarla, ma in pochi a rendersi conto di cosa che è, perché sappiamo che in tanti casi viene considerata anche un pochettino con la connivenza di tanti accademici, dialetto. Dialetto normalmente è un termine pericoloso, nel senso che il porta, diciamo, e sbassa, anche se tanti dicono di no, ma sbassa il livello della lingua se dà l'idea che il Veneto si sia derivato dall'italiano, ma non la è così. Il Veneto è una lingua autonoma, come il napoletano, il siciliano, il catalano, l'occitano e avanti così, e per gli altri la roba importante è far capire sta roba qua e magari darghe anche ai veneti, meglio farghe venire voglia ai veneti di scoprire la sua cultura e la sua letteratura che la va dal 200 fino al di ancora. Allora, dico do robe, lingua di ogni savor è il titolo di questo seminario. Perché lingua di ogni savor? Diciamo che sto titolo ne viene da una poesia di Maffio Venier, che ha scritto, ad esempio, un poeta veneziano del Cinquecento, e lui scriveva, e ha scritto più di un componimento più di un componimento intitolato Nove Maravegge. Nove Maravegge. E c'era componimenti in dove che lui, diciamo, e spiegava per cosa che scriveva in veneziano e non in toscano, che era una lingua che l'attaccava a Ciaparpie come lingua letteraria, c'era no come lingua parlata, perché era una lingua letteraria. E lui che aveva da diciamo, spiegare il motivo di questa scelta di dire Mister Nisso di scrivere in veneziano. E dice, questa è una lingua che è di ogni savore, in dove che se vorrò scrivere toscan, bisogna per il più parlare di amor. E sta qua, quella che parlo mi, il veneziano, la una lingua di ogni savore. Vuol dire, non si può solo scrivere di amore, si può scrivere di tutto. E il toscan che al tempo, il toscan, quando che scriveva lui, era una lingua, diciamo, in qualche maniera già un pochettino morta, cioè era una lingua la lingua dei petrarchisti, permetteva di scrivere de amor e di quelle robe lì, quello che si leggeva delle opere dei poeti, invece il veneziano la era una lingua di ogni sapore. Allora gli altri, ciappando spunto da sto componimento de Venier, abbiamo pensato di chiamare sto seminario Lingua di ogni sapore. Allora qua saremo in tanti a parlare, adesso vi presenterò ognuno dei relatori, ma avanti che scommessiamo vorrei dare la parola a Alberto Montagneri, che è il presidente delle Raise Venete, perché Scuola Umanistica che ha organizzato questo seminario con le due associazioni culturali che abbiamo fatto insieme già tante robe,
le raíces venete e Veneto Nuovo. Allora gli do parola a Alberto. Buongiorno a tutti, ben trovati. È un piacere per me essere qua insieme a tante bellissime e bravissime persone di alta caratura intellettuale, diciamo, perché ho avuto occasione di vedere appunto i curricula e il palmarès, diciamo così, delle persone che oggi ne intratterrà in vari argomenti, tutti parlati in lingua veneta. Mi complimento per la giovanissima età di tutti e per gli alti livelli che avete raggiunto sia da un punto di vista scolastico e professionale che ho potuto apprezzare grazie a Paolo e a alcuni di voi che conosco personalmente. Dei ragazzi giovani che dà bellissima speranza per il futuro di portare avanti le nostre tradizioni, la nostra lingua e tutto quello che è buon che c'è nella nostra gente, nella nostra tradizione, senza mancare di rispetto e senza mancare, diciamo, essere in contrapposizione con altri, ne altri che abbiamo da essere aperti, che abbiamo da essere sempre. Scusa Alberto, che se... Quello che è buon che c'è nella nostra gente, nella nostra tradizione, senza mancare di rispetto e senza mancare, diciamo, essere in contrapposizione con altri che abbiamo da essere aperti, che abbiamo da essere Scusa Alberto, che se... Che già in ritardo? Che siamo in ritardo, sì, che se sta in ritardo. Allora, gli domando a tutti gli altri relatori di cavare l'audio, di maniera che si senta solo Alberto perché c'è anche una eco. Allora, Già in ritardo? In ritardo, sì, sta in ritardo. Benissimo, allora il bello della diretta, come che si dice. E niente, già Rodrigo appunto, stavo appunto dicendo che la valorizzazione della nostra cultura non deve essere una contrapposizione verso quella degli altri, dobbiamo solo essere orgogliosi di quello che siamo noi, però senza mancare di rispetto ad altre persone o ad altre culture e altre etnie. Allora, oggi la lingua veneta farà diciamo, da veicolo, veramente, cioè, assolverà la sua funzione primaria, cioè che la lingua deve essere un veicolo, deve essere veicolare per parlare di qualunque argomento. Mi qua vedo argomenti di vario tipo che verrà presentata, come dicevo prima, da questi validissimi relatori, di cui mi dico tanto di cappello, e ripeto per la giovanissima età. E niente, io sarò qui ad ascoltare e soprattutto imparare, perché anche se ho qualche annetto di più, però c'è sempre bisogno di imparare e di crescere, come che si dice. Vedo che siete tutti dei ragazzi molto umili, che nessuno di voi ha messo in mostra titoli, accademie varie o qualcosa. Vi ho scoperto leggendo quello che siete e mi fa estremamente piacere che non siete di quelle persone che antepone al nome e al titolo, ma si presenta liberamente con il suo nome, ma con il suo grande sapere che lo mette a disposizione di altre persone da volontari, così come oggi pomeriggio siete qua, nonostante che fuori sia una bella giornata, perché considera la grande maggioranza dei giovani quando dovreste essere dall'altra parte a divertirvi, a fare altre cose, invece siete qui che mettete, ripeto, a disposizione il vostro grande sapere e il vostro grande entusiasmo a disposizione di chi vuole imparare qualcosa, che è solo utile aprire la mente, far cultura, per confrontarsi meglio con gli altri, non temere soprattutto gli altri, perché quando si ha la conoscenza ci si predispone già meglio verso tutti. E la lingua è un veicolo eccezionale, perché quando parliamo tutti la stessa lingua cadono tutte le barriere, e se si confronta bene, si parla e si parla quasi da conoscersi da tempo, anche se si è appena conosciuto. Auguro a tutti un buon ascolto, una buona relazione, delle buone relazioni, e mi ho solo da dirvi grazie e grazie tante a nome di Raíces Venete, mio personale, perché sai benissimo che Raíces da una vita ormai si occupa di lingua, ma lasciando ampia discrezionalità e libertà a tutti di parlare il Veneto come meglio crede,
non abbiamo mai pensato di imporre modelli, grafie, abbiamo solo cercato di divulgarla, trovare dei punti di comune interesse e dove ognuno poi appunto poteva esprimere il meglio che aveva in massima libertà, ma lasciando appunto questa discrezionalità del che ognuno parla come che il magna, come che avevamo detto, perché non avevamo mai imposto X, Z, Y, Z, robe, cioè ragazzi siamo, come si dice, del passaggio su sta terra, cerchiamo di stare il meglio possibile e di darsi una mano tutti quanti a migliorare invece che imporre qualcosa agli uni agli altri, che è roba più sbagliata che rovina anche gli ambienti e le amicizie. Invece andiamo tutti d'accordo e tutti vogliamo, come si dice a Venezia, remiamo tutti nella stessa maniera e per crescere e divulgare e portare avanti le nostre tradizioni. Grazie ancora e buon pomeriggio a tutti e grazie dell'onore che mi avete fatto di essere qua con vi altri, da studente in questo caso, i professori se vi altri. Grazie Alberto, grazie per le parole che ti hai detto e te che proprio detto il trucco insomma anche della missione che abbiamo noi altri, insomma di come che vediamo diciamo, questa missione culturale in qualche maniera e grazie a Raise che appunto la lavora da tanto tempo in questo ambito e voglio dire, come che dicevamo qualche di indrio, ma lo voglio imparare parlando con te, diciamo che se Raise non avesse scominciato a fare quello che ha fatto 30 anni in Rio, se non mi sbaglio, Più di 20 di adesso sicuro. Mm? Più di 20 di sicuro. Più di 20 di sicuro, adesso non può darissimo. Ringrazierò sempre per aver tracciato la strada e adesso qualcuno continua, insomma. E ogni modo, senza quello che ha fatto Raise, pur segnati non sarissimo qua, ecco, a parlare, insomma, perché adesso è possibile fare sta roba, ma perché se crea anche questa idea, grazie a attività di altri che anche, diciamo, che si andà contro la corrente, diciamo che non è sempre facile, allora grazie a Raise per il lavoro che va avanti a fare e che ha fatto proprio in maniera pionieristica, in qualche maniera. Adesso ti dago la parola a Menego Strobe, che è il vicepresidente del Veneto Novo, che è l'altra associazione che la tua è parte in sto seminario. Posso parlare? Mi senti io? Sì? Allora, amici qua per portarvi i saluti di Veneto Novo, buongiorno a tutti, e caro da essere qua con voi altri un po'. Noi altri di Veneto Novo siamo un'associazione culturale che è nata nel 2019, abbiamo diciamo, una mission generale, dopo che abbiamo una serie di progetti che siamo dovuti sviluppare, no? Allora, la mission generale è quella di valorizzazione della lingua e della cultura veneta come motore per il sviluppo della nostra intera comunità e anche per una, come posso dire, un certo equilibrio mentale nostro tra quello che siamo diciamo, nel nostro ambiente più piccolo e quello che siamo nell'ambiente più globale, dove dopo va a finire che faremo l'italiano, l'inglese, il tedesco e altra roba. Allora, Veneto Novo, la Senata, sostanzialmente intorno a un primo progetto teatrale che qualche di altri già conosce, ci siamo cattati con l'idea di recuperare opere teatrali venete, ma anche di sostenere, di portare in scena quindi opere teatrali nuove. In particolare ci siamo occupati, e siamo dovuti occuparci proprio in questo periodo qua, di una tragedia, diciamo, scritta adesso, ma che recupera il mito fondativo dei Veneti, che è la Antenore, e che a dire la verità, carissimo, dovreste portare in scena già un anno fa ormai, ma dopo il Covid è negata le gambe a tutti, e dunque siamo finiti adesso, confidiamo, fiducia, abbiamo fede di poter portare questa tragedia qua in scena, se non sarà per giugno, sarà per luglio di questo anno qua. È un'opera fondativa perché, come ti dice il nome Antenore, la attenzione, il merito, insomma, di questa tragedia qua, è il mito di Antenore che scappa via da Troia, che la in fuoco a causa naturalmente
dell'assedio e della distruzione degli Achei, dei Greci, e che tramite una serie di tribolazioni, di vicende, arriva fino alla Venezia attuale, dove che dopo fonderà Padova, eccetera, eccetera, eccetera. Zonta a questo progetto teatrale che adesso ne vede impegnare in maniera importante, altri avremo anche a voi andando avanti, se saremo buoni, di sostenerne altri, che abbiamo diciamo, un progetto di lunga durata da poter sostenere anche opere che magari viene rappresentata poco, ma che sono importanti e che le sarebbe da recuperare. Del resto, gli altri sapete che se in Italia a Ghesè teatro, questo è per merito del Veneto, perché non Ghesè commedie e tragedie del valore italiano fino all'epoca moderna, cioè se noi tiriamo via Goldoni, Rusante, non Ghesè teatro in Italia, non Ghesè un Shakespeare, no, non scorre la lanza di Evo. Allora, attaccare al teatro avevamo anche un interesse di tipo, diciamo, lessiografico, lessigrafico, cioè in poche parole volessimo recuperare delle opere che anche sapevamo che le Ghesè, ma che fin adesso sono legate a un papà che adesso una mano fa venire fuori dalle biblioteche dove che sarà su. Ad esempio, voi altri forse sapete che Ghesè è un'opera della prima metà dell'Ottocento di Ondaschio, che mi pare che sia in 3 tomi, che la c'è qua in Biblioteca Bertoliana a Vicenza e che aspetta solo che qualcuno tira fuori schede e impegno a essere recuperato e pubblicato. Si tratta di un dizionario, certo non tecnico come quello che avevamo adesso in altri, già i dizionari che si poteva immaginare in quell'epoca là, e anche a quello anche che avressimo caro di poterlo recuperare. Diciamo che molto dipende anche da quello che potete fare voi altri, che si bisogna di noi altri e che dovreste mettere al mago le energie. Fareste male, vedremo la ma il mago le energie. Ok. E, non so se c'è qualcosa che ti, Paolo, che vorresti sottolineassimo, perché sennò questo è quello che facevamo noi. Sì, perché dito diciamo, il trucco, diciamo, il lavoro intorno a Antenore e diciamo, anche la volontà di portare avanti altro, Sì. diciamo, di valorizzare le arti in Veneto e quando che sarà le forze anche lavori delle psicografia, magari appunto recuperando quello che già sta scritto, perché fanno un dizionario da Re Caos seria l'inferno, come è l'inferno, come che dice Forcellini, che è il psicografo latino, che ha scritto il Thesaurus, il Thesaurus Totius Latinitatis, che appunto non ho bisogno niente di più brutto che scrivere un dizionario, perché la è l'inferno. Però copiarlo, fare una... diciamo, voglio dire, fare un'edizione di una opera che adesso in le biblioteche che la siete gran valore, quella è una roba che viene in mente da fare. Dopo magari come prospettiva si potrebbe anche pensare a un dizionario, sì. Ecco, col tempo. Col tempo. Sì, bisogneria solo dire due robe in velocità, dopo passo voi altri che la giornata è vostra. E naturalmente vi ho detto che come associazione siamo tanto contenti che ci sia questo tipo di iniziative qua e se potevamo darvi una mano, come già che abbiamo fatto, faremo anche in futuro, no? E penso che sia giusto che diciamo il manco come che la vediamo noi altri, per noi altri del Veneto Nuovo, diciamo l'attenzione alla cultura e alla lingua veneta la è una questione di categoria storica, cioè anzi siamo convinti che se uno non ha nozione delle radici che lo porta a comportarsi in una certa maniera, è impossibile praticamente che si renda conto di quello che fa, fare una parafrasi, potremmo dire, è nostro è un lavoro quasi di tipo psicanalitico, no? Noi andiamo a cercare i motivi profondi del comportamento delle persone, non per cambiarlo, ma perché la gente sappia perché la fa certe robe in una certa maniera, che non succeda che uno si taglia le gambe da solo e dopo dice ma come sai che faccio camminare? Perché taglia le gambe, così che se te le si taglia, forse non ti si più buono capire come è la storia. E in questo senso, capiamo anche molto bella l'attività di scuola umanistica, perché in realtà il Veneto non è niente di differente da una delle tante lingue neoromanze che vengono fuori dal latino epoca basso imperiale, insomma IV secolo, terzo secolo, robe così, e che dopo hanno avuto una sua evoluzione. In un certo modo studiare lingue come il Veneto è proprio un banco di prova
che ne permette di vedere proprio come si va a sviluppare anche le grandi lingue neolatine, no? Come il francese, come il spagnolo e così via, perché le tutte sorelle le viene tutte dalla stessa raiza. Studiando il Veneto forse potremo capire meglio anche l'italiano, francese, spagnolo, e avanti così. Quindi non la c'è da vedere come una perdita di tempo, ma mi diria piuttosto un ausilio importante anche per migliorare tutto il resto di quello che facciamo. Ecco, questa è, insomma, la nostra speranza, è Sì, questo. ti detto bene, grazie Menego anche per aver fatto E sta quindi ore. altri ti sosteniamo e sosteniamo tutti questi tusi qua, come che ben ha detto Alberto prima di me. Gli altri, con scuola umanistica e con Veneto Novo e Reise Venete, abbiamo fatto partire in febbraio, il 27 di febbraio, è un corso che si andava avanti fino al 18 di aprile, un corso che si chiamava in italiano Antichità Venete, in Veneto si chiama Antichità Venete, che diciamo, esiste un percorso attraverso diciamo, l'immagine, o meglio, come che i romani e i greci vedeva i veneti, o meglio, la storia dei veneti, diciamo, conta guardando gli autori greci e latini. Siamo partiti dalla leggenda di Antenore, la storia che verrà raccontata Menego nel suo intervento. Abbiamo visto come sta storia la si caccia apparente in tutta una serie di discorsi, diciamo, di ideologie greche, romane, e avanti così, come che diciamo, la Zendarentos della storia di Roma, sta leggenda di Antenore, la che forma diciamo, l'immagine dei Veneti e la restante, la coscienza storica dei Veneti fin, diciamo, a quando che non si è venuta la Repubblica. Abbiamo parlato della leggenda di Antenore e dopo che abbiamo letto testi sulla Venezia antica, vuol dire sulla Venezia, diciamo, abbiamo letto qualcosa appunto, sui Veneti antichi, su una serie di storie che si conta da Tito Livio, da Svetonio, da Versilio, da vari autori, e anche da autori greci, da Strabon, da Sofocle, e uno, diciamo, adesso vi faccio vedere, giusto appunto per farvi fare un attimo il sapore di quello che abbiamo fatto, uno degli esercizi che abbiamo fatto, tra gli esercizi che facevamo, vi era sto qua, di leggere un testo in latino e di fare, diciamo, delle traduzioni, o meglio da completare, delle traduzioni in veneto. Gli altri, adesso qua ve lo faccio vedere come che si sta completando, tanto che già devo farlo, ma il lavoro che facevamo già era di leggere il testo in latino, e non già era importante che non sapessi il latino o il greco, perché come che vedi, in tanti casi, anche chi che non lo aveva studiato, lo doveva studiare, lo doveva desmentire, dopo già era buono, diciamo, avendo davanti una certa parola latina, decapare poi a veneta corrispondente. Allora è un esercizio che ho visto tanti mi hanno detto che anche se non sapeva il latino, esiste buoni di capire e di fare questi esercizi qua. Allora, per esempio, una parola come giusta, abbiamo fatto iuxta in latino, abbiamo fatto la traduzione con darente, rente, visin, per esempio, oppure, e avanti così. Ovviamente leggerà sempre letture collegate diciamo, al tema che gerimo di trattare. Anche qua summus, numerus, il più alto, il più grande, e avanti così. P, a sé, che abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti di questa sorte qua. Questo è uno degli esercizi che abbiamo fatto. Un altro tipo di esercizio che abbiamo proposto ai nostri, a cui che già devono ascoltarne, era di fare delle descrizioni da sottoposta, e le faceva loro, diciamo, fa la lezione, e gli altri che facevamo in questo caso, abbiamo fatto vedere questa sommeia, questa figura, queste quali le tre moire, diciamo, le cascava bene anche in quel momento lì, perché abbiamo appena parlato di Reitia, la divinità veneta, che le ha delle caratteristiche che, diciamo, le pare che tira vicino a quelle delle moire, e come che vedi, abbiamo da un schema per, diciamo, delle linee guida per fare una descrizione, e dopo abbiamo messo, per esempio, delle parole che magari adesso le vegneria
al posto de este chiste do pararia delle italianade, si diria magari invece di dire a Mansanca si diria a sinistra, invece di dire a Mandrica si diria a destra, e avanti così. A volte si delle parole che si conosce poco perché magari le ligà a dei mestieri che noi si fa più, per esempio indevenar, che vuol dire dipanare, l'italiano dipanare, non si fa più sta roba perché diciamo, quel tipo di la filatura alla vecchia non si fa più e allora abbiamo da la parola giusta. Oppure gemo, che è una parola che si adopera ancora, ma magari tanti dicono comitolo adoperando la forma italiana. Questo è un esempio di esercizio che abbiamo da, e adesso vi faccio vedere, questo è un altro esercizio di questa sorte, sempre sta fatto con delle figure, e dopo vi faccio vedere qualche testo che sta scritto da chi ascolta le lezioni, tutti i testi bei assà, fatti ben, per bon, e per farvi qualche esempio, questo qua è stato scritto da un nostro corsista e amico anche da Castelfranco, da Casteo, e abbiamo fatto anche questo, ne ha permesso anche di fare i confronti tra le varie parlate. Questo per esempio la descrizione di questa figura che è Gerion, è stata fatta in castellano, appunto per la parlata di Castelfranco, di Casteo. Sta descrizione è stata fatta in veronese, e come che vedi le parole le scette, le be, e il gusto, no? Per il gusto del letterario, che la una roba che dà l'idea di come che aveva di cosa che vuol dire fare letteratura in Veneto, e anche qua abbiamo invece una versione la descrizione della stessa figura in veneziano. Allora, questo per dire come che abbiamo lavorato, degli esempi dei lavori che abbiamo fatto, e sta bene perché tutti che abbiamo imparato, diciamo che mi ho fatto le lezioni, ma imparavo perché è chiaro che vedendo le varie possibilità di dire la stessa roba in veronese, in castellano, in veneziano, in bellunese, in rovigotto, insomma si impara tanto. Abbiamo fatto, tra le altre robe, diciamo, quasi sta la coa del corso, abbiamo fatto capire cosa che diciamo che il Veneto è una lingua, può darissimo dirlo senza far vedere sta roba qua, ma abbiamo fatto vedere come che il latino si evolvesse in tutte le lingue romanze che parliamo di Deonco, abbiamo fatto vedere la differenza tra la Romagna deponente e la Romagna del Levante, e abbiamo fatto vedere per esempio che il Veneto fa parte della famiglia delle lingue romanze de Ponente, invece il toscano, l'italiano, fa parte di quelle del Levante, per esempio. E abbiamo fatto vedere tutta una serie di aspetti che tiene insieme le lingue de Ponente, che le mette contro quelle del Levante, che le è differenti. Per esempio, qua abbiamo fatto di esercizi, insomma, da vedere come che dal focum del latino volgare, che sarebbe focus al nominativo, ma qua abbiamo indicato, diciamo, l'accusativo per latino volgare, come per esempio questa parola dopo diventa fuoco in italiano, foc in romain, e dopo che avevamo spagnolo, francese, portoghese e il veneto che ha fuoco, abbiamo fatto vedere, diciamo, questi fenomeni, abbiamo lavorato su questi fenomeni. Dopo che abbiamo fatto anche prove di lessico, e che abbiamo fatto vedere per esempio come stessi meccanismi da vita, diciamo, a dei fenomeni interessanti anche dal punto di vista della conservatività del Veneto, sotto certi punti di vista. Si che abbiamo parlato dei frutti, che sono particolarmente conservativi in Veneto, e dopo qua abbiamo parlato della pua o piavola, che sarebbe in italiano la bambola, che abbiamo fatto vedere come che la si collega al latino, qua che c'è tutta una serie di discorsi interessanti che si può fare. Abbiamo anche letto diciamo, dei tocchi da Rusante, che era collegato che era legato a diciamo, quello che disegniamo, per esempio la storia di Antenore, e tra le altre robe che abbiamo fatto anche, diciamo, abbiamo imparato anche delle parole del venetego, della lingua indoeuropea, che la veniva a parlare anche le Venezie, avanti che arrivasse il latino, e tanti si godù a fare questo tipo di esercizio che appunto, se per esempio, in certi casi è facile, per esempio murtuos
in venedico vuol dire morto, equus vuol dire cavallo, che fa in latino, per esempio, e dopo insomma abbiamo fatto tutta una serie di discorsi sul venedico e anche abbiamo fatto anche degli esercizi di scrittura. Allora, adesso mi vanti di darvi la parola ai nostri relatori, vi faccio vedere se qualcuno si interessa, vi faccio vedere anche un corso che pensiamo di far partire tra poco, che si è fatto in la stessa maniera, però non si parla più del mondo antico, ma di un episodio particolarmente importante della storia veneta, che è la guerra della Lega de Cambrai di Venezia contro la Lega de Cambrai, che come che sapete diciamo, la guerra della Lega de Cambrai la che ha portato diciamo, del botto non si arriva diciamo, a far fuori a Venezia, però Venezia si sta buona di ricciaparsi e di parar via diciamo qui che era venurento sulle sotterre. E se si interessa, se qualcuno si interessa, ecco, sapete che l'impostazione è la stessa, vogliamo andare avanti facendo anche questi esercizi di scrittura che sta tanto interessanti anche appunto perché ogni diciamo, corsista poteva dire qualcosa, ne faceva imparare a tutti perché diciamo che avendo la possibilità di fare il confronto tra il Veneto, tra le varie parlate del Veneto, si sta una bella roba per tutti, insomma, mi ho imparato tantissimo. Allora, adesso vi presento i relatori, che in realtà magari ne avrebbe bisogno che presentassi me, insomma, tanto dico due robe. Allora, vi faccio vedere diciamo, il programma, siamo un istante in ritardo, per colpa mia, perché ci sono dei problemi anche tecnici. Dunque, allora adesso vi faccio vedere lingua di ogni savor, come che vedi qua adesso. Abbiamo il primo intervento, tanto vi dico tutti i relatori, siamo in 5, amico ho fatto questa introduzione ma non la considero una lezione vera e propria. Il primo relatore è Signor Smueletto, che abbiamo battezzato Signor Smueletto, che sarebbe Sammy Basso, che penso che non abbia bisogno di essere presentato, che parla per l'Associazione Italiana Progeria e, come ti ha detto lui, insomma, è l'occasione in questo caso di mettere insieme due robe che lui che tiene tanto, la lotta contro la progeria e la lingua veneta. Dopo parlerà Giovanni Maestrello per Veneto Nuovo, neanche doparemo i nomi anche a veneti, mi piace doparare i nomi veneti, lui mi chiama Polo e mi chiama Giovanni Maestrello per Veneto Nuovo, che parlerà delle grafie del Veneto, la è una roba diciamo che la ciappa, perché si parla tanto delle grafie e metterà in soasa, diciamo, quello che si può dire sulle grafie. Dopo Elena Pachera, sempre di Veneto Nuovo, che ne parlerà dei cavalieri della Roma, de Verona Romana, e dopo Juan Masarà dell'Università del St. Andrews, che invece ne parlerà di un carnevale, diciamo, dell'Unese. Dopo, adesso, avanti di ogni intervento, diciamo, poi mi manco quello che abbiamo detto. Allora, adesso mi daria la parola a Signor Smueletto. Eccomi qua, eccomi qua. E ora? Allora, signor Smueletto, grazie che intanto, scusami se abbiamo fatto un attimo come tardigana, una santa, ma... Anzi. Sono proprio caro di essere qua e... Beh, vado avanti subito e anche perché è la prima volta effettivamente che spiego proprio sta roba qua in veneto. E di solito spiego in inglese, dunque ecco, gavarò da riportare dei termini scientifici che di solito sono quelli che si usa in inglese, che dopo stai cercando anche con l'italiano, e dove che se possibile magari provo a inventare qualcosa proprio di Veneto, anche se magari me... Tra l'altro quello che non ho detto, Sami, è che ti è anche appena laureato. Sì.
potuto dire anche a due parole su Strava. Cosa sta il 17 di marzo, se non mi ricordo. Il 24 di Il marzo. 24, non so perché pensavo il 17, il 24. Un dì prima della nascita di Venezia. Dunque, Ecco. come segno. Non può neanche Ecco. andare bene. Beh, sì, mi sono laureato in biologia molecolare e dunque mi sono laureato su una tesi che parlava proprio di progeria in relazione con l'infiammazione. Dunque, una tesi tanto dell'idea ancora proprio anche per il discorso del Covid, perché abbiamo visto che proprio c'è anche un discorso di infiammazione massa alta e dunque resta interessante dopo vedere anche certi parallelismi. Allora mi proprio per attaccare, beh, come che ha detto Polo, e il mio vero nome è Sammy, smueletto, sta nome che mi dà Lori, e ricciappando un po' il Samuele, e visto che Samuele è un nome ebraico, riso di, abbiamo proprio fatto anche sta roba legale al ghetto magari, che era interessante. E allora ne parlo proprio della progeria, che tecnicamente si chiama progeria di Hutchinson Guilford e è conosciuta come inveciamento Vante Mauro, un inveciamento che viene prima di quello che dovrebbe essere. E un corpo dunque che anche se è giovane a livello anagrafico inveccia prima, o meglio ha tutte quelle problematiche che un poco si liga a quel che è l'invecchiamento normale. E per andare proprio nel fogo dell'argomento, diciamo, bisogna sapere che la progeria è una malattia genetica, dunque è un discorso di DNA. Abbiamo da immaginare che dentro ogni cellula, come si può dire cellula, sea, ecco. Che bella, Sea del nostro corpo, abbiamo il DNA che è composto da 3.200 milioni di codici, e perché viene definite basi azotate. E il DNA è praticamente diviso in vari geni. Da ogni gene viene fuori una, due, tre proteine, però della stessa categoria, diciamo. E ora andiamo a immaginare questo stramaro dei codici in progeria, solo che uno di questi è mutato. Dunque, è una base azotata invece che un'altra. E questo che vedi qua è un po' una ricostruzione di quello che è il gene che provoca la progeria, che si chiama LMNA. E ora, vi da immaginare che in realtà questo qua è molto simile a questo, cioè vi da immaginare un doppio filo del DNA che si intreccia e lo rendiamo così giusto per renderlo un attimo più schematico. E ora vedi le parti in rosso, sono tutte quelle parti che la nostra cellula usa per fare una proteina o farine do. E si chiama esoni, cioè quelli che sta fuori, possiamo chiamarli i foroni, ecco. Invece quei in mezzo, quei blu, è quella parte del gene che la cellula non usa via, che si chiama introni, cioè quelli che sta rento, ecco, possiamo chiamarli i rentoni. Ecco, nell'MNA, quei primi 10 foroni viene fuori una proteina che si chiama lamina C, o meglio, la MEA, sì. E invece con gli altri 12 viene fuori una proteina che si chiama la MEA. E queste sono importanti perché va sotto il nucleo della SEA per organizzare dopo tutto il resto del DNA. E ora qua vediamo come che viene formata la MEA, che è la proteina quella sana. E ora abbiamo il gene da cui partiamo e che è un processo che si dice trascrizione, in cui da DNA si forma un filamento di RNA. E da questo dopo è un processo di ligatura che praticamente cava tutte le parti corrispondenti a quel che è i rentoni e resta dunque solo un RNA formato tutte quelle parti copiate dai rentoni. Da questa è il processo di traduzione, si chiama,
che forma una proteina. Dunque crio il codice chiese nell'RNA se forma una proteina diversa. E dopo questa proteina la viene maturata, la viene tagliata da qualche parte, la viene messa a posto e la viene anche impacchettata nella maniera giusta perché ha funzione. E dunque questo è il normale processo di creazione dell'RNA. E in progeria invece appunto abbiamo una mutazione e la mutazione sta nel 11° forone di sto gene. Dunque abbiamo proprio una citosina che diventa una timina, questi nomi tecnici, le basi azotate, che si parte appunto del codice. E dunque tutto il procedimento sarà un fiatino diverso. In realtà la prima parte è abbastanza uguale, perché inalchiremo il gene che viene trascritto in mRNA, però verrà trascritta anche l'informazione sbagliata, intera parte copiata dall'11° forone. E nel processo di ligatura succede una roba abbastanza strana. Praticamente sto codice mutato viene recepito da SEA come un codice di taglio. Praticamente quando che si va a cancellare il rentone che sta tra l'11° e il 12° forone, taglia un fiatino prima e dunque perdiamo una parte proprio di informazione che era nell'11° forone. Si parla di 150 codici che viene buttati via. E dunque quando abbiamo traduzione e maturazione della proteina, non abbiamo più l'MRNA, ma abbiamo quella che viene chiamata progerina, che è un fiatino più corta, infatti da questi 150 codici viene fuori una proteina con 50 aminoacidi in manco, ed ecco che non può lavorare in quella maniera che dovrebbe. Qua vediamo proprio il processo, come che avviene, no? Dunque, qua partiamo dall'inizio con il 10° forone, che è questo qua rosso, dunque abbiamo solo l'ultima parte del gene, e ora vediamo qua proprio sulla parte del gene che dove chiese il processo di ligatura giusto sarebbe dove chiese il triangoletto nero, no? Che congiunge sto SD con SA, che è semplicemente i siti di taglio, no? E invece dove chiese il triangoletto quello esaro, vedi che in realtà si taglia un tocco prima, cioè nel tocco dove chiede scritto G608G, che è praticamente il nome specifico della mutazione che provoca la progeria. E ora se andiamo a destra, anche vediamo che prima, cioè dal gene SAN, diciamo, dal normale processo di ligatura, che è quello che può divenire col nome di splicing, e abbiamo quello che viene definita la prelamina o aprelamea. Questa la viene farnesia, cioè che viene soltanto un tocchetto qua, e viene tagliata l'ultima partesea, dopo si risolta metile, una parte del metano, praticamente dopo si taglia proprio tutti gli ultimi 15 aminoacidi e si forma praticamente la lamea quella normale. Invece se andiamo a sinistra viene tutto normale, no? Però cosa succede? Quando chiediamo da fare l'ultimo taglio alla proteina, alla progerina, non siamo in grado di farlo. Perché? Perché il sito di taglio, quello giusto, gli era rento anche a parte del forone che abbiamo perso. Dunque praticamente abbiamo una proteina che non può essere tagliata nella maniera giusta. Cosa succede? Succede che appunto esiste questa proteina che non funziona bene. E ora, tanto per inquadrare ancora di più l'argomento, bisogna ricordarsi che la progeria è in eterozogà, praticamente è un gene con la mutazione e l'altro gene che invece è SAN. Dunque, da una cella con la progeria o dall'organismo con la progeria viene fuori sempre la mea C, la mea A e anche la progerina. E qua vediamo che effetto che fa, che gasta progerina il nucleo della SEA. Praticamente
vedi qua che se in alto il nucleo normale, no? Dunque abbiamo, dove che vedi rosso, abbiamo praticamente messo un anticorpo fluorescente in rosso che si liga proprio alla mea A e alla mea C, cioè le proteine giuste. E l'ebeo rotondo è il nucleo. Se andiamo a marcarlo con un anticorpo per la progerina, non si vede nisma, si vede una tega proprio perché non c'è progerina nel nucleo sano. E invece, dove che vedi blu, quello è dove che c'è il DNA. Praticamente vedi che dove che c'è il nucleo, la membrana del nucleo, c'è anche il DNA attaccato. Se andiamo nella parte sotto, vediamo che c'è un nucleo un fia diverso, cioè le mie ha fatto bene, le mie aveva rotondo, ha un fia de radeghi, le deformai, insomma. E infatti vediamo che se sia la mea A e la mea C, che se qui è sempre rossa, però se messa in maniera diversa, dunque che sarà dei punti noi che ne piedi, dei punti noi che ne manco. E se andiamo a marcarlo con l'anticorpo della progerina, che se quello verde, in questo caso lo vediamo, perché proprio la progerina se l'ha, dunque riusciamo proprio a marcarla. E ecco che vediamo che è disposta esattamente dove che è alla mea C e alla mea A. Questo vuol dire che la progerina alliga la mea A e la mea C in maniera veramente, veramente forte e potente. E questo fa sì che sia un scattigliamento del nucleo praticamente, cioè se liga massa forte, perde elasticità e si deforma. Questo perché è importante? Perché il DNA si attacca lì. Dunque in realtà una sola mutazione in tutto il DNA fa sì che sia un cambiamento che porta tutto il DNA a essere doparato in maniera sbagliata. E il DNA che viene doparato in maniera sbagliata è esattamente una delle parti dell'invecchiamento normale. Qua vedi, per esempio, questa è un po' parecchio tecnica, comunque questa è la mina quella normale. Dunque, è la membrana nucleare, sotto che è la mea nucleare, qua la mea A e la mea C, e insomma il DNA si attacca bene e viene usato in maniera giusta. E qua invece abbiamo proprio, dove che è la progerina, abbiamo proprio dei bubole come, no? Dunque, delle parti che proprio il nucleo va a gonfiare a mengo, se sciocca anche proprio il DNA, e questo è un gran casino. Questo fa sì che nel complesso, in un corpo con progeria, che sia appunto un uso scorretto del DNA, una perdita delle ultime parti del DNA che si chiama teomeri e che è un altro aspetto tipico dell'invecchiamento normale. E il corpo praticamente viene colpito dappertutto, a parte che nel cervello, perché se c'è nel cervello ha un meccanismo per non produrre la mea e dunque neanche per non produrre la progerina. E nel complesso però appunto il problema è legare al cuore, qui proprio è il problema maggiore, legare al cuore e vasi sanguigni, dunque alle varie vene, eccetera, eccetera, e se legare agli ossi, dunque avremo osteoporosi, osteolisi, artriti, dunque tutte problematiche che, se ne ricorda un attimo, è quelle che viene legata più che altro all'invecchiamento, ma anche difetti proprio in articolazioni, dunque se manco difficile ecco magari slogarsi una spalla, ma anche ad usarsi un'anca e dunque con tutti i radii che va grio. Dopo che c'è una perdita di grasso, che a quanto pare è molto più importante di quello che sembra in progeria, proprio perché il grasso dà una disponibilità a livello energetico che è molto forte e sembra che il livello di infiammazione che viene provocata dalla progeria consuma tutto questo grasso e ovviamente non se ne bella roba. C'è un ritardo nella crescita, vabbè, restiamo peadetti, poco peo, insomma, e c'è problemi anche un po' della pelle. Comunque c'è proprio nel complesso un
uvante mauro inveciamento, che porta anche a una riduzione particolare di quella che è la qualità della vita e anche a un'aspettativa di vita diversa, sicuramente molto più corta, che si vuole cercare di slungare con vari procedimenti. Ecco, i vari procedimenti qua sarebbero tanti, comunque basta sapere che se vuole cercare di lavorare a livello della proteina, dunque cercare di ridurre il livello di proteina oppure di slanegarla un fiato e cavarla da quel che sia la mia, dunque renderla manco accessibile e manco dannosa, oppure se io lavorare a livello proprio di RNA, dunque andare un po' più a monte a risolvere il problema. E l'ultima frontiera è quella proprio che sembra lavorare sulla mutazione del gene, cioè il gene se muta, beh no, neanche io rimutemo per farlo tornare sano. E questa è ovviamente la cura definitiva e sembra lavorare. Questa è un po' la, la ricerca, cioè no, la mia presentazione più che altro su Progeria, e le ricerche si vanno avanti bene, ma avere sempre bisogno di tanto aiuto da parte di tutti. E vi ringrazio veramente tanto di avermi ascoltato. Grazie a te, signor Smuretto, perché ha fatto questa presentazione in maniera che anche a me, che è biologia molecolare, non capisco niente, forse buono di venire a dire, non so gli altri, ma mi va a godo sa ascoltarti e dopo un'altra bella roba che ti fuori delle parole venete, in certi casi già dei neologismi che chi che studia queste robe forse potrebbe torse note, diciamo, perché per esempio te vedo partesee, sele, foroni, e dopo se sta bene anche a sentire come che proprio le parole stesse che te vedo parà proprio che non sono neologismi, ma diciamo come che ti hai descritto tutti questi procedimenti, perché te vedo paratemi come la mea al posto lamina o lamina, come si dice in questo caso? Ma dipende dall'estero della gente, tanto se lemini in inglese, dunque dipende se dice uno del sud Italia o nord Italia. Sì, che poi tutti questi lavori te li hai fatti più che altro in inglese, no? Sì che te che hai fatto anche una bella roba, quella che normalmente penso che tutti i lavori che si fanno su queste robe si anche la tesi, perché Sì, infatti dal lato delle parole adesso mi ho messo tutto parecchia libertà, nel senso che comunque è un ambito tecnico in cui ci delle parole che viene proprio inventare appositamente per l'inglese che dopo vi adottare da tutte le altre lingue. Però visto che se inventare ex novo, potremmo inventarne anche altri in Veneto. Lo stesso significato magari. Dopo si sta bene, ma tante parole, diciamo che a volte quando si prova a fare questo tipo di, diciamo, perché esperimenti di questo tipo si sono fatti, ma la tole sono bene anche perché è un Veneto vero, è un Veneto, non dà l'idea di essere finto, perché te doparavi tutta una serie di termini che faceva proprio, per esempio, anche slanegare, descateiamento, se sciocca il DNA, proprio per me è una roba che agavaria ad essere messa così da restare per secoli. Allora, Ecco, grazie. grazie a te. In casa mia madrelingua è veneta e siccome ho detto, beh, vi spiego a te anche ai nonni, così Marco mi segue un attimo, ovviamente. Mi sono fiale a coglioni. Sì, rupiare a colori. Beh, sta proprio bene, penso che adesso ti fatti desidero arrivarne i complimenti da chi che desidero ascoltarne. Ecco, e ti ringrazia. Già si arriva, diciamo, già Zendarento è il tuo nome, Smueletto. Hola. Ecco, Grazie a tutti. perché adesso è appunto il battesimo come Smueletto si sta fatto, insomma. Allora, adesso passiamo al secondo intervento che esegueo de Joane Maestreno, di Veneto Novo, che ne parlerà delle grafie venete. Allora, questo qua è un argomento che mi adesso qua
ho tolto appunto un tocco di carta per fare appunti, perché Joane mi penso mica ho conosciuto poche persone che sapesse così tanto di grafie venete che fa Joane, allora la sei proprio una roba, ogni volta che lo ascolto imparo tanto, e allora ed è anche un problema che tanti si pone come se che si deve scrivere in veneto, che c'è tanti modi, ma diciamo che già avere un'idea di come che di quale che esista le grafie nella storia può darne una mano. Allora, Ivane, adesso partiamo. Tako, digo, si sta massa bom. Fai complimenti anche a Smoletto per l'intervento del prima, che sta assai interessante. Adesso attacco. Ecco. Se avete problemi di audio o qualcosa, mi dici. E la grafia veneta ancora farò un percorso piccino da, come si chiama questa, la grafia del vento, diciamo, le grafie dell'area veneta. Durante il passaggio dal latino alle lingue romanze si formano nuovi suoni e nuovi fonemi nelle lingue romanze che non era mia in latino. Dunque l'alfabeto latino, come che era del latino classico, non era mia sufficiente, non era mia bastante per rappresentare tutti i fonemi delle lingue romanze nuove che venivano fuori. Non era totalmente completo, diciamo. E guardando di più all'area veneta, le robe che ha messo in, diciamo, i fenomeni, l'evoluzione che ha messo in crisi, diciamo, sta congruenza dell'alfabeto latino, sta, per esempio, il bisogno di scrivere le fricate che si è formata in veneto, come per esempio, che non era in latino, come z, c o g, per esempio. O un altro fenomeno che si è formato in area veneta, che sta l'indebolimento consonantico, che le collega al simpiamento delle consonanti seminali, che vuol dire che si cava via l'opposizione tra consonanti doppie e consonanti simpie, che è roba che c'è in italiano invece. E anche che si collega alla sonorizzazione e anche eventualmente al desfantamento delle consonanti intervocaliche, come possiamo vedere in latino, abbiamo catena, dopo che si è visto in cadena e ancora avanti in caena. Dunque, sto emergere di questi fenomeni qua in Veneto che ha portato a dei tentativi di adeguamento del sistema grafico per rappresentare appunto il Veneto, la lingua veneta, che però non si stabilizza mica subito. Dunque adesso abbiamo la grafia, le grafie medievali. Allora, una roba tipica delle grafie medievali che è, diciamo, l'alternanza grafica. Dunque possiamo avere varie maniere di scrivere anche la stessa parola, sia in stesso autore, ma anche in stesso testo. Per esempio, vedi qua scritto Mario, che poteva essere scritto in 3 maniere differenti, con la DH, con la D o senza neanche la D. E questo qua ne fa capire come che la D era latente, era di ragionare verso il desfantamento totale, ma che lei era ancora sempre recuperabile nella memoria del parlante. Oppure potremmo avere anche altre alternanze come prima di A o U, per esempio. Per esempio casa, la può essere scritta con CH o con la C, normalmente come che scriviamo adesso con Co. Poi un altro grafema importante della grafia medievale era la sediglia, che era una variante grafica di Z. Infatti la sediglia è una C, nasce come una C con una Z piccolina sotto, che è la coetta che si vede sotto la C. Che però veniva adoperata la sediglia per rappresentarsi per le sonore che le sorde, che ancora magari pensiamo di adoperarla solo che per le sorde, però la veniva adoperata anche per le sonore. Per esempio il nome O, che ancora magari conosciuto come cognome Zanin, e poteva essere scritto anche con la sediglia davanti, e anche nel caso per le sorde come Fazza, e poteva essere scritto Cossita. Un altro, forse uno dei più importanti grafemi è la X o la veneta Icase, che era considerata una variante grafica della S. E parlando più in specifico della
della X, vediamo che la segato qua in maniera qua in Veneto, probabilmente per una refunzionalizzazione di questo grafema qua, due all'inutilità di tenerla per rappresentare il son X, visto che in Veneto non era mia son X, non serviva a mia tenerla solo che per X. E questo lavoro qua era anche anche favorito dall'accostamento delle voci che venivano scritte con la X alle rispettive voci latine, che al nominativo legava la X, per esempio Vox, il nominativo della X, e ora gli scrittori per accostamento sta favorito questo accostamento qua, scriverlo con la X, quindi Vose, Lux, Luse, Crux, Crose, Pax, Pase, Dux, Dose, Iudex, Zudes. Però, visto che so che ci sono tanti latinisti qua, gli altri sapete che queste parole qua non le viene mia dal nominativo, ma le viene dall'accusativo, però i scrittori una volta non lo sapeva mia, e era facendo questo accostamento qua. E poi per estensione la X se anche a rappresentare quelle parole che non che era in latino la X. Come casa o Venezia, ad esempio, che quasi la grafia, diciamo, della pronuncia popolare venesia. Ma bisogna dire che inizialmente la X era anche rappresentata, serviva anche per rappresentare la S sorda, come la SAR, che può essere scritto anche con la X, diciamo etimologicamente, perché era la X in latino, e manca senza valore etimologico come nessuno, che poteva essere scritto con la X, ma che comunque veniva comunque pronunciato nessuno. Poi passiamo alla grafia classica, che viene dopo quella medievale, che diciamo la nasce tramite, possiamo dire, l'invenzione della stampa, che è comunque un passaggio graduale. Diciamo fine 400 e inizio 500, che l'invenzione della stampa porta a una regolarizzazione della grafia, perché sappiamo che Venezia ha avuto anche una importanza fondamentale per la stampa in Europa. E dunque questa regolarizzazione qua la va anche parallela con l'italianizzazione della grafia, anche perché in questi secoli qua gli italiani che ci par piede, il toscano, diciamo, che venivano un po' italiani. Dunque il Veneto ha un percorso parallelo con l'italiano, dunque i fenomeni che secata in italiano, che segui là, secata anche in Veneto, come per esempio il Veneto può essere scritto anche con le doppie, anche io a certe doppie dell'italiano, o se in italiano era la moda di scrivere l'H, diciamo etimologiche o anche anetimologiche in certe parole, le veniva anche fuori in Veneto. Mentre è un vero e proprio percorso parallelo con l'italiano. La X poi, prima tanto diffusa nell'intermedioevo, passa a rappresentare solo che è il verbo essere se, come abbiamo qua scritto vose, casa e crose con la S, ma se viene scritto con la il continuo, il 6 deve essere scritto con la X. Diciamo che sparisse, anche se la resistance FDP Intel Pavan sparisse anche la sediglia, dunque per rappresentare i suoni come Z, viene dopo solo che la C o la Z. Diciamo che se scrive, possiamo dire, diciamo, alla spagnola, no? Dunque, come vedi sotto l'esempio, questa parola qua che la parola compagna, scritta compagna dell'italiano, diciamo in italiano si pronunceria cerchio, ma nel Veneto, in la grafia classica, si arriva da pronunciare cercio. Dunque vedi che il CH viene pronunciato C e la C prima delle lettere E viene pronunciata C. Questa roba anche per la Z che viene pronunciata Z, per esempio, o V, per esempio laser può essere pronunciata, scritta così anche magari verso Belluno e pronunciata laser, manca in tel pavan così. Per esempio Carlo Goldoni, che diciamo, scrive in quel periodo che era la grafia classica, lui si è detto a favore del mantenimento della doppia S in opposizione alla S normale, dunque doppia S per rappresentare la S è sorda e la S singola interlocale che per rappresentare la S sonora. Qua vediamo, non so, situazione che dice che in veneziano non bisogna doppie, fuori che per doppia S che serve appunto per questa distinzione qua.
diciamo, quello che ha regolarizzato, diciamo, normale la grafia classica, che è quella che conosciamo tutti quanti, che è più famosa, diciamo, è Giuseppe Boerio, che è quello che ha fatto il dizionario del dialetto veneziano. E lui vi ha una sua opinione sulla grafia, che vediamo qua anche su una sua citazione, che lui è, diciamo, a favore delle grafie etimologiche e contro, diciamo, le grafie fonetiche, le soveleso o che lise lui. Ho sentito qualche zelante dell'ortografia ad opinare che così dunque si dovesse scrivere come la maggior parte pronunzia. Guardi Dio chi io sia giammai per adottare una tale opinione. Non troverassi alcun autore veneziano antico o moderno, dunque egli stesso così parlasse, che si sia pensato di scrivere in tal guisa. D'altro canto, quasi tutte le lingue europee, ma in distinto modo la francese, si pronunciano differentemente dalla scrittura. In questo mio libro non è direttamente che ad uso dei veneti, i quali mi intenderanno benissimo. Dunque vediamo che lei è a favore della grafia più etimologica e non descrivere come che si parla. Insomma. Adesso arriviamo alla grafia che diciamo moderna, che la nasce nel periodo, diciamo, del Boerio e va avanti anche nel Novecento, la può arrivare anche al fine di Don Co, che mi consegna questa differenziazione della grafia classica alla grafia moderna dal modo di rappresentare il son C, perché come che lo spiega prima della grafia classica, C veniva rappresentata, diciamo, alla spagnola, tra virgolette, col CH, invece adesso, sempre ancora di più in flusso, diciamo, un adeguamento alle regole dell'italiano, e viene rappresentato solo che il son C, solo che con la C, come che lo scriveria, diciamo, un toscano, no? Dunque la parola chiave, a posto di essere scritta col CH, la passa a essere scritta, come che vedi qua, senza la H. E magari anche un recupero della sedia, perché infatti non essendo più la possibilità di doparare CH per C e la C normale, dunque per Z, se reintroduce la sedia, per esempio Sergio, da essere scritto col CH e con la C normale a scomizio, e passa a essere scritto anche in che maniera qua, con la sedia, come che vedi. Per esempio, due degli esponenti, diciamo, della grafia moderna che scrive con questa grafia qua, può essere Giacinto Gallina e Berto Barbarani. Giacinto Gallina è un commediografo veneziano, Barbarani è un poeta veronese, e vedi che, per esempio, ci sono due estratti da sue opere, vedi chi scrive con la X, con la sedia, tutti e due d'opera anche la sedia, come vedi, certo, che siano due dei massimi esponenti, diciamo, di quella che definisce grafia moderna. Poi arriviamo alle grafie contemporanee, fonetiche contemporanee, che le sono nate nel, diciamo, periodo della riscoperta delle lingue regionali negli anni 70 del secolo passato, e si distingue perché le sono fatte solitamente dagli enti che non sono dei linguisti. Dunque questa grafia qua le va a stravolgere un fiato, diciamo, tutta quella che era la tradizione che era prima. Per esempio, potremmo vedere l'estensione di X a posti dove prima gli anni pensavano di parlarla, come per esempio per dire za, in italiano già, può essere scritto con la X, che prima gli anni pensabile, oppure laser, e può anche essere scritto con la X, secondo queste grafie fonetiche, o al contrario, se estende la Z prima di parare per rappresentare esiti, possibilità dove si poteva pronunciarla in maniera differente, deve essere estesa a tutti i posti dove si dice in S sonora. C'è una possibilità, ad esempio, come Snasar, vedi la differenza tra grafie, diciamo, più tradizionali e grafie fonetiche. Un'altra cosa importante è l'introduzione della L taia, che diciamo, la viene fatta dal polacco per rappresentare il fenomeno di evanescenza e del scomparimento della L intervocaica, che è tipica del veneziano e del veneto centrale. Dunque vediamo che la può essere doparata per scrivere baia, cavei, moi, in che maniera qua, che vedi. E si tende sempre, questa grafia qua, essendo fonetica, alla descrivitività. Dunque non casemia la sedia, 5 viene scritto con la S, per esempio, brasso con la S, e si cerca di rappresentare come che si pronuncia. E l'obiettivo di questa grafia qua, diciamo, sono nate in questa epoca qua di riscoperta delle lingue regionali, anche in opposizione, diciamo, con
l'italiano, se cerca di slontanarle dall'italiano. Dunque, sempre viene fuori digrafi o combinazione dei consonanti impensabili, dei grafemi impensabili, una volta come gn, che può essere anche scritto NJ, che una volta era infatti impensabili, e dopo sarà quale diciamo, degenera una descrittività ancora più grande, come che vedi snasar, dove ad esempio X o Z le va a rappresentare anche diciamo, le S sonore attacca alle consonanti, dove non vi sarebbe bisogno, come nemmeno non vi sarebbe bisogno di doparare la lettera IA, essendo la lettera IA un allofono della L normale. Qua vediamo per esempio un esempio della locandina di un corso di Veneto dei fine anni 70, e notè come che vi scritto la lettera IA o la X prima della consonante, come scrive Lézard, in che maniera qua, tutte robe che era impensabili fino un secolo prima, possiamo dire, no? Ma se queremos rimandarse un poco a la grafía meglio para il Veneto, innanzitutto mi vorrei dire che ognuno può scrivere come che il vuole, e che cose l'importante è che ognuno fa quello che il vuole, però se mi viene di mandare un suggerimento, un consiglio per una ipotetica grafia, ad esempio una norma di grafia, mi diria che è una roba importante da tenere conto, che dopo devi anche dopo, che è l'inclusività delle pronunce delle varie varianti venete, dunque hanno grafie fonetiche che le preferisce una pronuncia sola. Dunque, in siamo anche fortunati che abbiamo la grafia tradizionale che ne permette di fare che roba qua. Dunque, magari doprando la sedia, magari guardando anche a grafie, diciamo, quelle moderne, quelle di Gaina o di Barbarani, possiamo diciamo, cubiare il rispetto a tutte le varianti, il rispetto alla tradizione e anche star ben dentro la modernità, perché diciamo, tutte le maggiori lingue romanze europee diciamo, le dopo le grafie inclusive, come anche il spagnolo, il portoghese, sappiamo che le scrive in una maniera, ma in base alla provenienza della persona può essere letta anche in maniera differente. Sappiamo che in Brasile o in Portogallo la parola è sempre quella, ma la pronuncia è differente, come anche in spagnolo, Sud America, la Spagna. Qua ho messo degli esempi di grafia inclusiva rispetto a una grafia fonetica, c'è una grafia inclusiva tradizionale che si potrebbe adoperare rispetto a una grafia fonetica. Vedremo che se niente scriviamo 5 con la sedia, si può includere dentro che 5 lì tutte le pronunce venete possibili, non si assa fuori neanche una, invece scriviamo 5 con la S, solo una delle pronunce che possiamo mettere dentro. E visto che sappiamo che su un documento, su un scritto, qualsiasi roba, che c'è solo una parola che si può scrivere, meglio se sappiamo dentro più pronunce possibili, cercando di salvarle tutte dei fatti, rispettando anche la tradizione e stando in linea con la modernità e tutte le altre lingue romanze che abbiamo in Europa. Bon, grazie Joanne perché hai fatto una spiegazione che penso che la recipe servirà a tanti, perché diciamo che anche a conoscere proprio, cioè, si sta chiaro te che dito come che se si è partito, cioè, perché dà una idea di come che partendo dal Medioevo si arriva fino al Bianco, perché tanti magari sapendo un testo non so, del Medioevo, dopo ciapando in man Goldoni, dopo ciapando in man magari una commedia di Gallina, e non sappi dove trarsi, perché teccati la sedia che una volta si doparà in una maniera, in altri casi non si mai doparà, e dopo si arriva fino al Gideon Co, che magari appunto si scrive X, che a volte viene doparà per la Z, a volte per la S, e te dà proprio per me un bel quadro. Adesso per chi che studia lingue o letterature, insomma se facile farti dire, ma mi penso che anche a chi che non ha studiato questa roba, adesso vi dimando magari anche a Alberto e a Menigo se puoi stare Rio a questo discorso che è tecnico, ma per me si sta chiaro, si sta dando un'idea tanto precisa di come che si è davanti dal Medioevo fino al Bianco. Ecco. Allora, Guarda, se sta massa lungo. Che... no, per me dopo la zena roba che serve a tanti, penso. Dopo, ecco, allora, dopo vedo eventualmente, se che se domande,
se che domande, vedo che in tanti ti fa Isidrio farti i complimenti. Se che domande, scrivile noteve dopo in coa al seminario vi sarà modo anche di rispondere se vi domande per Joan o per come letto, ecco, noteve, dopo scrive tutte in coa perché adesso si anche più di Gaspar Ghedrio, ma in coa così rispondiamo a tutte le domande. Allora adesso passiamo alla Elena, che qua passiamo alla filologia classica. La Elena la Sega laurea all'Università di Verona in aspetta che bisogna che me ricordi in tradizione, cioè sarebbe lettere classiche, ma seria tradizione e interpretazione dei testi antichi. Sì, esatto, esatto. Lo ricordo bene. Sì. Sì, quando Temì ha fatto la laurea non si ricordava neanche a loro cosa che avevo da laurearmi, infatti si è consigliata da loro i professori, sì, ecco. E dopo un momento di serenità, e dopo non si ricordava tutto. Allora, parliamo dei veronesi dell'antica Roma che conobbero l'imperatore, questo è il titolo che abbiamo messo in italiano. Allora si parla dei veronesi, appunto, che di Roma antica, che ha conosciuto l'imperatore. Tra l'altro c'è anche un argomento che si è apparente in la tesi in cui si laureano. Ah sì, perché in te la tesi aveva studiato i senatori e i cavalieri della Verona romana. Ecco, sì, esti veronesi che vedrò adesso, insomma, gli etri che mio ciapà, ecco, da quel che aveva studiato per la tesi. Sì. Allora ascoltiamo cosa che vuoi contarne Elena. E non, dai, allora adesso aspetta che provo qua a condividere, vediamo. Ok. Bene, si vede? Sì. Bene. Allora, eccomi, in tel seminario di Ancò, ecco, vorrei discorrere dei veronesi dell'antica Roma che de sicuro gli aveva conosciuto l'imperatore del suo tempo. E insomma, sì, ho pensato di parlare di questo argomento anche per far vedere una Verona romana differente, perché solitamente sentiamo parlare dei monumenti, dell'arena, del teatro, delle porte, ma invece mi vorrei mostrarvi anche le persone e come queste persone qua è entrare in la storia di Roma. E prima di scominciare, ho da dirvi però due robe. La prima è che qui che vedremo era uomini che venivano da queste due bande che erano le piazze grandi della società romana. E sti qua erano senatori e cavalieri. Era due gruppi differenti che gli sta apparecciata da Augusto, ecco, e ognuno aveva la sua carriera, che la si distrigava in maniera compagna per tutti, ogni modo era due carriere differenti. E diciamo, quel che faceva i senatori, i cavalieri non potevano farlo, e anche all'incontrario. E poi la seconda roba è che noi altri conosciamo sti veronesi con due tipi di fonti. Abbiamo qualche testo della letteratura greca e latina, non che questi qua è menzionati in testi antichi, vuol dire che a quei tempi era conosciuti, e poi abbiamo anche certe iscrizioni latine che vi farò vedere. Allora, potremmo cominciare qua col primo uomo, che era Publio Grecinio Lacone. Ecco, lui l'ha vissuto nel secolo I d.C. e era un cavaliere, e che l'ha vissuto ai tempi dell'imperatore Tiberio, che è stato l'imperatore che le venu dopo di Augusto. E parlò come fonte che avevamo sto tocco qua di Cassiodione, che l'ha scritto sta storia di Roma in greco. Vi conto un attimo quel che era capitato ai tempi dell'imperatore Tiberio. Allora, a Tiberio, diciamo, non gli piaceva mia tanto stare a Roma. E a un certo punto l'aveva ciappa su e l'era andata a stare in l'isola dei Capri. Ma l'aveva lasciata a Roma un suo uomo, che si chiamava Elio Seiano, e sto qua aveva a Roma da attendere i suoi affari. E sto Elio Seiano era il suo prefetto del pretorio, diciamo che era il capo delle sue guardie del corpo, diressimo. E insomma, sto Seiano, col fatto che l'imperatore era distante, l'aveva scominciato a par su massa podere e voleva diventare lui l'imperatore e voleva parar fuori a Tiberio e diventare lui l'imperatore. E aveva apparecchiato su, insomma, diciamo, una congiura.
E Tiberio l'aveva saputo sta roba qui, ma non era neanche a tornare a Roma, l'aveva pensato insomma di cavarsela in sta maniera. Tiberio il voleva, l'aveva scritto una lettera, l'aveva mandata a Roma e il voleva che la lesesse in una riunione del Senato, in dove che era anche a Seiano, e questa lettera lui voleva insomma dirghe le sue accuse a Seiano e insomma dirghe che il voleva mandarlo in prigione. Ma l'aveva fatto credere a Seiano che questa lettera lui il gavaria da ancora più a sé potere di quel che il aveva già. Dunque l'aveva fatto su tutto sto bagolo per imbrogliare Seiano, tutto sto parecchio. Ogni modo, poi Descondon la nomina un nuovo prefetto del pretorio a Roma, che doveva attendere a sto nuovo affare, e adesso arriviamo al veronese, e ha nominato Grecinio Lacone come suo prefetto dei vigili. Il prefetto vuol dire che era il capo delle maneghe dei vigiles. I vigiles era quei che aveva da attendere de notte ai fuochi, insomma, agli incendi e alla sicurezza, e al bisogno, come in questa situazione qua, i poteva essere doparà anche come una sorta di armada. Allora, vediamo qua quel che dice Cassiodione, e velleso anche in greco. Allora dice, Macronos, tate e pestalmena, graichinio laconi, toton nuctofulacon arconti e pecoinuse. Dice che Macrone, che era il nuovo prefetto del pretorio nominato Escondon, lui l'aveva detto a Grecinio Lacone quel che era da fare. Per tutto l'affare, insomma, che vi disea di Tiberio. Poi a noi altri ne interessa qui la parte in blu, che dice che Grecinio Lacone, che in greco lesto qui sottolinea, dice che l'era to arconti, arcon è la parola greca per dire prefetto, ton nucto fulacon, prefetto dei vigili. In sta parola vediamo che è nucto, che è la notte, e fulacon, che viene dal verbo fulasso, che vuol dire, insomma, tender che star svegli. Era quei che stava svegli notte per tender che, insomma, gli incendi e la sicurezza. Anche la parola latina vigiles la viene dal verbo vigilo, che vuol dire sempre star svegli. Ecco, e qua vediamo che, insomma, questo tocco qua dei Castiodioni, sappiamo che lui è sta prefetto dei vigili. Ecco, e solo i cavalieri potevano diventare prefetti, e per loro era la roba più alta. Ed era l'imperatore che de persona e nominava i suoi prefetti. Dunque, da sto tocco qui sappiamo che Tiberio il conosceva bene Grecinio Lacone e si fidava di lui perché l'aveva nominato prefetto dei vigili. Poi vi dico, insomma, come l'enda a finire tutta sta storia, diciamo che per Tiberio l'enda a finire bene perché Grecinio Lacone e i suoi vigiles si appostà fuori dal tempio di Apollo, dove era sta riunione del Senato, dove che è sta lettera, alla fine loro ha brinca Seiano e la mandà in tel carcer Tullianum, che era la prison per cui condannà a morte. E poi, insomma, Seiano le sta copà e per Tiberio l'enda a finire tutto bene, e Lacone, diciamo, insomma, il Gadana man in tutta questa storia qui. Poi andando avanti, catemo Lacone, sempre qua nella storia di Roma, un pochettino più avanti, perché quel che vi ho detto l'è capita che l'era il 31 d.C. Sta roba qui invece l'è capita più avanti nel 43. Nel 43 non era più Tiberio, ma era l'imperatore Claudio. Allora, diciamo, Claudio, che l'è venuto di ritorno dalla sua campagna militare, insomma, in Britannia, e là, diciamo, l'ha fatto un onore grande a sé, qua il veronese Grecinio Lacone, e vediamo allora, qua dice Claudius, tonte lacona, taiston upateucoton timais esemnune. Dice che Claudio l'imperatore l'ha esaltà, Lacone, e dice tais timais, che saria coi onori, ton upateucoton dei consoli. Qua è da spiegare un attimo perché vi disea per un cavaliere la roba più grande era diventare prefetto. Invece per un senatore la roba più grande era diventare console. Allora, se vuol dire sta roba? Vuol dire che l'imperatore Claudio l'ha ciapà Lacone, che era un cavaliere, e l'ha fatto entrare in tel gruppo dei senatori, ma in tela banda più alta, in tela banda dei consoli. Diciamo che l'ha innalzà il suo rango, perché da sto momento in avanti Lacone non è più un cavaliere, ma lei diventa un senatore. Lei diventa un senatore, ma sì, lui non poteva mica fare la carriera per diventare console perché lei era un cavaliere. Ogni modo lei entra in quel gruppo dei senatori perché le sta Claudio che l'ha voluto. Claudio gli ha fatto sto onore, sto regalo di farlo entrare fra i senatori, e pare che l'abbia fatto perché Lacone l'aveva dato una mano, insomma, all'imperatore Tiberio con tutta la storia di Seiano.
E sta roba qui è interessante a sé perché la catemo compagna qui in la iscrizione da Verona. Questa qui è insomma l'iscrizione che le sta fatta su sto tocco di Piera. Ecco, sta Piera qui, diciamo, era la base per la statua di Grecinio Lacone. Impiantata sopra sta Piera qui, che era la statua, e la iscrizione la serveva, insomma, per dirci l'era l'uomo rappresentato in sta statua di bronzo. Anche non avevamo piste statue, ogni modo, insomma, sapevamo, perché sopra ste piere che ancora i busi che impiantava i piedi della statua. Qua vi faccio vedere la iscrizione. Allora, vi dico, le iscrizioni latine le ganno a motta di abbreviazioni, perché ogni lettera la costava schei, dunque se una roba la si capeva mettendo che solo una lettera, vi faceva de manco di scrivere la parola intera. Ecco, poi vediamo che sti uomini, i altri nomi, perché i romani liberi, dunque a noi sai, che gli altri, e che aveva altri nomi. Allora, vediamo qui, la prima riga dice Publio, e Grecinio, poi saltiamo una riga sotto che è Lacone, sto che è il suo nome. Poi che è PF, che vuol dire Publifilio, e sarebbe fiol de Publio, perché spesso mette anche il nome del pare, e poi abbiamo Pob. Pob è l'abbreviazione per Publilia Tribu, che vuol dire tribù Publilia. Allora, tutte le città dell'Italia romana l'era iscritta in una tribù. Era una roba che la serveva ai tempi delle elezioni perché i cittadini dovevano andare a Roma per votare e dovevano andare al banchetto della sua tribù, insomma, poi sta roba le è rimasta anche dopo. E Verona appunto l'era in la tribù Publilia, dunque se un cittadino il aveva sta scritta Pobl vuol dire che l'era di Verona. E poi guardiamo le ultime due righe e le dice ornamentis consularibus, che lei è la roba compagna che la disea anche a Cassiodione. Non vuol dire che lui le diventa console facendo carriera, perché che saria sta scritto solo consuli. Qua dice proprio ornamentis, il vuol dire con gli onori consularibus, da console. E dunque sappiamo insomma che lui le sta onorata dall'imperador e tutti le sapevano perché poi queste statue le veniva messe di solito nel foro insomma della città e tutti sapevano sta roba. Ecco insomma sto quale era il primo, insomma a me mi pare una roba bella a sé che sia insomma la iscrizione che la dice la stessa roba del testo greco. Bene, allora sto qui poi è il secondo e sto quale è Lucio Valerio Catullo Messalino. Anche a sto chi l'ha vissuto nel secolo I d.C., un pochettino più avanti ai tempi dei imperatori Flavi, e lui invece era un senatore che l'è diventato console facendo tutta la sua carriera, ecco. E insomma, sapevamo che l'era di Verona per via del suo nome, perché si chiamava Valerius, e veniva dalla famiglia dei Valeri, che era una delle più grandi di Verona. Diciamo che era due famiglie importanti, che era quella dei Valeri e quella dei Gavi, che è qui che gli ha fatto anche l'arco qua a Verona. Ecco, il nome di sto qua lo catemo in una iscrizione dal Piemonte, che è che sta qui, ma non catemo sul davanti, che avevano da guardare questa parte qua, che è in banda. Diciamo che i romani, quando scrivevano questa roba qui, per loro era scrivere la data, o meglio scrivere l'anno. Noi altri per scrivere l'anno mettiamo un numero. Loro invece scriveva due nomi, che erano i nomi dei due consoli di quell'anno lì, perché i consoli i cambiava tutti gli anni, e che veniva a nominare, loro gli dava i suoi due nomi a quell'anno lì. Noi altri che avevamo tutte le liste, insomma, dei consoli, per dire, guardando questi due nomi, sapevamo che era l'anno 73 d.C. Allora, vi faccio vedere qua, vediamo ci era i consoli in quell'anno lì. Allora, il primo era, dice, Cesare, che non è mia Giulio Cesare, ma Cesare era il nome che i romani gli dava a quel che un dì il sarebbe diventato imperador. Era un titolo, diciamo. Questo qua era un Cesare. Poi dice Augusti Filio, vuol dire che era figlio di Augusto, anche qui Augusto è il titolo, è come che i romani chiamavano l'imperador. Noi paravamo la parola imperator, lo ridise all'Augustus. Dunque, sto che era un Cesare, figlio dell'imperador, che manca un tocco, ma sappiamo che era Domiciano. Domiciano che poi è diventato imperador. Ma in l'anno 73 era ancora un Cesare e l'imperador era suo pare, era Vespasiano. E che l'altro invece è Lucio Valerio Catullo Messalino. E poi che l'abbreviazione COS che la sta per consulibus. Ecco, sti qua gli sta consoli in sempre, dunque i se conoscea.
perché ella lavora in sempre per un anno. Poi, guardando la letteratura latina, sappiamo che era misi, era come si dice, busetto e botton, e insomma, poi vi farò vedere. Ecco, che è da dire che Domiziano, l'estan imperador, mi ha tanto amato ai romani, perché lui faceva un po' massa il paron, non era libertà ai suoi tempi di dire, di parlare. Ecco, quando che era imperadore di questa sorte qua non andava mai a finire bene, perché i romani non che piaceva mia. Difatti poi Domiziano le sta copando una congiura del palazzo, ecco. Dunque poi già immaginarvi come che l'era visto anche a Messalino, che l'era tanto suo amico. Allora, vediamo qua i testi. Vi dico che i scrittori, insomma, che vi faccio vedere, sti qua latini, ha vissuto tutti nella seconda parte, insomma, del secolo I d.C. E loro ha vissuto ai tempi di Domiciano, ma gli ha fatto ora vedere anche quelli che gli è venuto più tardi. Infatti, sti testi qua li ha scritti dopo la morte di Domiciano, perché prima non si poteva, e dopo loro gli ha impienito le pagine di tutto quel che gli aveva dovuto taser prima. Allora, vediamo qua se dice Tacito. Allora, dice, et intra albanam arcem sentenzia Messalini strepebat. Allora, dice che in tela corte di Domiciano, la chiama Albanam perché l'era ai piedi del Monte Albano, da Rente la Via Appia. Dice che in sta corte era la sentenzia, potremmo tradurre con le parole, de Messalino dice strepebat, vuol dire che le tonava, le tonesava in sta corte le parole di Messalino. Ma perché le tonesava? Perché Messalino era quel che chiamava un delator. E il delator sarebbe un spion, era un che spiava, che gli tendeva a tutti, andava a guardare e poi andava dall'imperador a contare tutto quel che l'aveva veduto. E pare che l'imperador la bianca, insomma Domiciano la bianca copà certi spia da Messalino. Per questo motivo qua dice che la sentenza la strepebat, tonava, tonesava, perché gli aveva paura di lui. E dice una roba compagna anche a Plinio Esoino, in una epistola, lui tacca a contare di una scena, insomma, e dice che a un certo punto, qua dice, incidit sermo de Catullo Messalino. E se gli è il discorso e il sermo, le casca su Catullo Messalino. E poi ne dice anche, insomma, quel che pensava di lui, e dice, allora, qui, luminibus orbatus, qua vuol dire che lei proprio diventa orbo dal bon, orbo patocco, cioè non gli vede a P. Dunque sappiamo di lui anche sta roba qua. E dice, insomma, lui era diventa orbo. E poi, ingegno sevo, al suo carattere cattivo, ma la cecitatis addiderat, il che aveva zonta anche a sto mal qua, anche a sto mal dell'essere diventa orbo. Insomma, lui dice ingegno sevo, carattere cattivo, cominciamo già a capire come era sto Messalino. Poi va avanti e dice Deuius nequitia sanguina risque sentenzis loquebantur. E, insomma, se ha discorresto della sua nequizia, del suo essere cattivo e insomma, delle sue parole, dice sanguinarie, vuol dire parole che le porta sangue. Insomma, stesso discorso che il faceva anche a Tacito, insomma, queste sentenze sanguinarie, insomma, tutti aveva paura, insomma, di questo Messalino. E per ultimo abbiamo Giovenale lui, insomma, scriveva satire e Giovenale gliel'aveva un po' con tutti. Anche dopo Domiciano lui gliel'aveva anche con l'imperatore che gli è venuto più tardi, perché lui diceva che non era mia vera che l'era tornata alla libertà, e lui dice che lui poteva far satira solo di quei che gli era morti, perché non era libertà di parlare mal dei vivi. E difatti lui, insomma, ne dice anche a Domiciano e anche, vediamo, a Catullo. Allora, questa satira è la satira 4, lui conta su una storiella per farne capire un po' come l'era Domiciano come imperatore. Ve la conto un attimo anche a me. Lui dice che era sto pescador che l'aveva pescato un pesce grande a sé, un rombo, diceva. E sto pescador che aveva paura perché diceva, lui sapeva che non poteva mai tenersi sto pesce per lui perché l'era massa grande, diceva che pieno di spie, gli aveva detto che lui gliel'aveva fregato l'imperatore perché non aveva mai potuto pescare lui un pesce così grande. Allora lui de corsa che le porta a Domiciano per cavarsela. Domiciano il guarda sto pesce e non sa mai cosa fare perché non che mi era pignata grande per cosere sto pesce, però allora doveva tagliarlo a tocchi per coserlo, ma non vuol mia perché gli pare un peccato, allora vuol fargli costruire una pignata nuova intorno. Non sa mia sa fare, allora attacca a chiamare tutti i senatori, le chiama lì, cosa fare, cosa non fare.
Ecco, sta qui la satira, ma perché l'imperatore l'avrebbe dovuto chiamare i senatori, ma per robe, insomma, dell'impero, robe serie, no? Per rompesse, ecco. E allora dopo, vabbè, insomma, Giovenale ne dice anche a tutti qui che gli sta chiamando da Domiciano, proprio così, e parla anche, ovviamente, di Catullo. E allora gli dice, et cum mortifero Catullo. Catullo, vediamo, lo chiama mortifero, che sarebbe quel che porta la morte, quel che porta colù la morte. Dunque, siamo sempre di quella. E poi dice, grande et conspicum nostro quoque tempore monstrum. E dice, un mostro grande e orrendo, nostro quoque tempore. Anche per il nostro tempo, e figurarsi che Giovenale il gravea con tutti, e se lui dice che anche per il nostro tempo sto quale era un mostro, il gravea ad essere una disgrazia, insomma, sto Catullo. E alla fine dice Cecus, che sarebbe sempre Orbo, adulator di Rusque, insomma, Orbo, tirapie, spaventoso. Ecco, allora, questo qua era appunto Catullo Messalino, che sì, insomma, lui conosceva l'imperatore, era amico di Domiciano, ma abbiamo visto che ecco che sorta di persona che l'era. Ecco qua, poi vi faccio vedere l'ultimo che è Caio Calvisio Staziano. Questo qua è un cavaliere che l'ha vissuto più tardi, nel secolo d.C., ai tempi dell'imperatore Marco Aurelio. Era un cavaliere, anche lui, e aveva la sua iscrizione a Verona, che è, insomma, come quella che avevo fatto vedere prima, sta qual era la piera e sopra che era che aveva da essere la sua statua. Allora, vediamo anche qui che tre nomi, Caio, Calvisio e sotto Staziano, Cai figlio, fiol de Caio, Publilia tribu, sappiamo che anche lui l'era di Verona. E qua che è scritta tutta la sua carriera. Allora, la prima roba è Populi Advocato. Non sapevamo mia ben cosa fosse capitato, ogni modo l'Advocatus Populi era quel che aveva da rappresentare Verona in qualche questione legale, ma non si sa mia ben cosa fosse capitato, e fra l'altro lui è l'unico veronese che le sta a Populi Advocatus. Invece quella dopo, è un po' picciara, è ab epistulis latinis augustorum. Qua che mancherebbe una parola, lui le sta procurator ab epistulis latinis. Vuol dire che era quel, diciamo, che il aveva da tenderghe alle lettere, epistulis, scritte in latin. Vuol dire che l'imperatore l'aveva nominato lui per farghe scrivere le lettere in latino, il aveva da tenderghe alla corrispondenza in latin dell'imperatore. Vuol dire, insomma, che l'imperatore lo conosceva, che si fidava, ecco, e il aveva da, insomma, sto incarico. E qua dice Augustorum, che è il plurale, perché che gli anni lì, sì, era due imperatori, era Marco Aurelio, ma in sempre colui era anche Lucio Vero. Infatti non dice mia Augusti, che sarebbe uno, ma Augustorum, perché gli era due imperatori. Ecco, poi abbiamo qua Veronenses, questa roba qua non la era prima. Veronenses vuol dire i veronesi, e quando che l'è scritto in questa maniera vuol dire che gli sta i veronesi che gli regalà la iscrizione, la statua a Calvisio Staziano. Non è mia lui che se l'ha fatta, insomma, da sopposta. E sta i veronesi che gliela regalà. Perché? Perché lui le sta patrono. Vediamo l'ultima parola, patrono. Allora, le città le poteva cernire un patrono, e sto patrono gli aveva da darghe schei quando ve n'era bisogno, o costruire, non so, i templi, le terme, quel che era. Ecco, poi le città le nominava solitamente un patrono che il conoscesse l'imperatore, perché in questa maniera il patrono poteva fare due parole con l'imperatore allora gli aveva fatto un piacere alla città, insomma, tutte robe che potremmo immaginarsi. E sì, non è mia l'unico di fatti, insomma, i veronesi spesso i faceva le statue per ringraziare i suoi patroni. Ecco, e questa, insomma, le sta la sua carriera. E poi vediamo l'ultimo tocco qua, abbiamo di nuovo Cassio Dione. Ecco, leggendo Cassio Dione sappiamo che lui, Pivanti, le sta anche prefetto dell'Egitto. E vedi appunto che per un cavaliere la roba più grande era diventare prefetto, mia tutti poteva diventarlo, ma lui, insomma, l'imperatore lo conosceva, la manda anche in Egitto per fare il prefetto. Ecco, però purtroppo poi Calvisio Staziano la tradio l'imperatore, perché che lui era laso in Egitto, sempre là, che sta una congiura, viene era a sede congiure durante l'impero, che sta una congiura di un certo a Vidio Cassio, siamo in l'anno 175 d.C.,
E insomma, sto Video Cassio l'aveva parecchia una congiura e Calvisio Staziano l'aveva tolto parte a sta congiura. O, insomma, non le vegno forente, sto Video Cassio le sta copà. Ogni modo, ecco, allora Cassiodone gli dice che Marco Aurelio era un imperador bon, anche vedendo come e si aveva tenuto con Calvisio Staziano che l'aveva tradio. Allora, vediamo cosa dice. Allora, dice Marcos, Flavion Calvision, tonte segup tu arconta, ute foneusen, ute tenusian affeileto, alles neson aplos enebalen. E dice, insomma, che Marco Aurelio non la mia coppa Calvisio, e qua in blu che è sempre ton arconta al prefetto dell'Egitto, non la mia coppa né il gacavà i suoi beni, ma, e dice, aplos seria solo, solamente, ma la solo, enebale nes neson, la solo mandà, diciamo, in Tunisola, la mandà in esilio. E allora, Cassiodione qua lui voleva dire che Marco Aurelio è stato un imperador bon, diciamo un imperador differente anche da qui come Domiziano, e sta bon, lui savarà anche arrabbià, ma in ogni modo non la mia copà, e là solo, dice, mandà in esilio in Tunisola. Ecco. Allora, questo qui, insomma, era l'ultimo veronese che voleva mostrarvi, ecco, insomma, io cerco anche tre storie che le fossero un po' differenti fra di loro. Ecco, spero che quel che ho detto, insomma, vi abbia piaciuto e che magari anche per vi altri che si invi ascoltarne possa anche essere, non so, un spunto per catar fuori qualcosa di queste persone grandi, insomma, delle vostre città. Grazie Elena, che hai fatto una bellissima lezione, adesso infatti devo arrivare i complimenti per te e guarda, stai magari con te che dopo certi termini, con te che che te che hai fatto la traduzione, per esempio il fatto, per esempio, quando ti chiedete sententi a Messalini strepeba, ti chiedete dopo il termine tonisare, tonare, tonisare, beva assai, dopo come che te che hai anche fatto la traduzione Caicus ed adulator di Ruschi che te che dito terapia orbe spaventosa, non te potevi farlo meglio. Beo sa e penso che perché te che dà anche a chi che di ascoltarne un pochettino il sapore di quello che sì, è come che suona anche beh, in caso, vabbè, in secondo caso Giovenale, ma anche a Tacito, che non è facile renderlo in Veneto, bisogna insomma insegnarsi tanto e te hai fatto una roba per me bea sa e grazie perché te ne hai anche fatto scoprire qualcosa appunto di Verona romana che normalmente che mi mente altro, te ne hai fatto, te ne hai dato un'idea di questi cavalieri di questi personaggi, diciamo, di questi personaggi differenti, insomma, è stata veramente bella, insomma, come lezione. E adesso, so se, ecco, niente, dopo, non so se te puoi vedere i complimenti che si devono arrivare, non so, o vedo solo che se no dopo te lo dico e ne arriva da tutti dappertutto. Beh, no. Allora adesso passiamo all'ultimo intervento di un po' che è quello di Juane, di Juane Masarà, Juane da Verona, che ne parla di un carnevale del Bellunese. Allora, Juane desidero fare un dottorato all'Università di St. Andrews, anche lui come Smueletto, diciamo, scrive normalmente per il suo lavoro accademico in inglese, un po', dico giusto, Giovanni, e te adesso te fai... Sì, 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 e adesso te ne fai appunto sì, sì, sta... perché e normalmente sì, come che ti dicevi, io scrivo e parlo in inglese. Poi sta ricerca chi specifica le ha scritte in italiano, perché l'esta, diciamo, la ricerca che ho fatto per la laurea magistrale che ho fatto a Venezia, che è 4-5 anni. Sì, sì. E allora te che anche ha pubblicato, che ha anche messo fuori un libro che, diciamo, che è nato dalla ricerca che te hai fatto per la tesi, no? Poi magari te dire due robe sul libro, non so, molti o disi, insomma, parlando. E insomma, allora adesso ne parlerà Juane di appunto questo carnevale del Bellunese e dopo aver fatto
filologia classica, passiamo all'antropologia, diria, no? Allora, tacco domandando scusarmi perché tutti chi altri che ha contribuito a questo seminario io ha fatto le slide, mica so proprio il peso. Vi parlerò, spero di non snoiarvi e anche vi domando di farmi segno se va o lungo. Sta avere in mente che vabbè anche a parlare così, insomma, vabbè non, vabbè non. Sì, fammi segno se va o lungo perché ho tanti elementi disemo e tendo disemo a perdermi io. Sì. Allora, beh, cosa dito dando lei che le la ricerca, nel senso che le sta il progetto che mi ho fatto per la me per diciamo, finire la laurea magistrale che ho fatto a Venezia, a Foscari, in antropologia, che è 4-5 anni. L'era una ricerca di antropologia e adesso non so se savi tutti quanti sa lei l'antropologia, perché tanta gente qua anche che dico, ah sì, mi studio antropologia, sono antropologo, mi dice robe del tipo, ah quindi te studi gli ossi, perché chiaramente, non so, che era un telefilm che le calcano, che era Bones, dove era questa che era un'antropologa forense però, per cui la fa un altro lavoro. Altri si occupano di cultura tradizionale, diciamo, o neanche di cultura tradizionale necessariamente, ma di cultura in generale, di cultura non la cultura alta, ma la cultura visua, di tutti i che la può essere la cultura tradizionale, ma anche la cultura che gente che la scrive per dirmi adesso so scrivere della maniera che la gente europea che la visita il Nepal la si mette in relazione con la gente locale, col paesaggio che cata sulle montagne. Sta ricerca su sto carneal che ho fatto per la mia ricerca magistrale, per la mia tesi magistrale, era piace, diciamo, focalizzare sulla cultura tradizionale. Allora, tacco dicendo, sono arrivato a studiare sta roba, e lei perché mi sono sempre stata assai appassionata di danza tradizionale del Veneto e mi sarebbe piaciuto lavorare su sto tema. E se dà il caso che probabilmente uno dei 2 o 3 posti in Veneto che se balla ancora tradizionale e non ha mai, diciamo, smesso di ballare, ha sempre stato a ballare le danze tradizionali, la Val Comelico, dentro il territorio di Belù. Diciamo, il contesto in cui balla è il contesto più importante in cui sti bali gli adoperà, lei il carneal. E lei è un carneal che loro fa tutti gli anni, vicino, diciamo, all'inizio di febbraio. E mi pare anche interessante perché io conosco una fia che la suona il violino e la conosce la gente di questa comunità e da quel periodo lì si era via a studiare un carneal della provincia qui di Bressa, dove che tutto una rete di prestito di sogge che dopo per mettere in piedi il vestito che dopo per ballare, che si mette quei che balla, e che un'antropologa abbastanza famosa le ha studiato e le ha fatto vedere come sta rete, diciamo, di prestito era una roba assai importante che la diceva un muccio di robe su, diciamo, la struttura della comunità e della vita della comunità. E sta mia amica che la suonava il violino mi ha detto, va, che anche su sto carneal del Comeligo se presta st'esoge, se presta delle altre robe, e quindi mi godito, andrò, mi godito, mi pare interessante andare a vedere
sa che le deve succedere su sta comunità. Mi so domanda, lo mia che il prestito deste soge, deste robe che dopo per fare il vestio il ga la stessa funzione su sto carneal vicino a Belun che ga su sto carneal Bressan. Ok, allora la domanda che dopo daria a Vegnar è com'è che ti hai fatto la ricerca. Allora, in altri antropologhi lavoreremo in una maniera che è, diciamo, una maniera particolare nostra, me vegnaria da dire, che è quella di arte bagai e di spostarsi dentro la comunità che la fa, che volemo che volemo studiare con le persone che volemo, diciamo, che ne interessa, diciamo. Il motivo, che le sta, e il nome, diciamo, di questo metodo è quello della osservazione, in italiano, o in veneto, dell'osservazione partecipante. E il ha un motivo preciso, diciamo. È una roba che le sta dibattuta per anni, da quando anche l'antropologia allena, e è un motivo preciso perché in altri femo sta roba. E ve il disarò con una parola veneta, perché è un antropologo di Verona, dell'Università di Verona, che l'ha proposto, diciamo, un nome, una parola veneta per parlare di quel che in altri fasemo, e l'è stato parlato tantissimo su tutta la letteratura antropologica italiana e anche foresta, perché la funziona bene, diciamo. Allora, quel che in altri fasemo, secondo sto antropologo che si chiama Leonardo Piasere, l'è di provare a imbombegarsi della cultura e dell'esperienza, e lui l'ha proprio doparà la parola dell'imbombegarsi, dell'imbombegamento, di provare ad imbombegarsi della vita, dell'esperienza, delle sensazioni, dell'emozione della gente che volemo che la diventa parte del nostro lavoro e che volemo che diventa, diciamo, quel che volemo studiare. Ecco, ho fatto sto capello per parlare, diciamo, un attimo del metodo e perché in altri abbiamo fatto e perché mi sono su sto paese a fare sto lavoro. E poi mi interessava mostrarvi come che sull'antropologia, anche se, diciamo, in maniera piccenina, anche magari no tanto, ma il Veneto l'è ancora da qualche antropologo doparà perché pensa, okay, chi che dopera queste parole venete le pensa che le vaga meglio magari di quelle italiane per dire quel che ha da dire. Quindi non solo il Veneto è buon come lingua veicolare per parlare di antropologia, ma qualche volta magari l'è meglio dell'italiano. E va meglio. Ok, ora adesso vi dico 2 o 3 robe sul paese e dopo vi conterò del carneal a partire da ste 3-4 questioni. Che sarebbe un muccio di robe da dire su sto paese. Diciamo, quelle che le mie parti importanti per sta questione del carneal è, diciamo, do. La prima l'è, penso che, non so se c'è gente che la venda a Belluno o dal Cadore, ma savi che sulla montagna veneta, specie dentro il territorio di Belù, tanti paesi gli organizzano col sistema della regola. Sai la regola? Praticamente l'idea è che la comunità la possiede, fa comunità dei beni, delle terre, dei boschi, dei campi, e che esistisse
e i dopara, non singolarmente, ma fa comunità, tutti insieme. E esistisse sti beni catandose su un'assemblea e parlando de come che voldo pararli, disemo magari dise affittemo sto tocco de bosco a sta azienda e doparemo i skei che ne dà par far questo e st'altro per la nostra comunità. La roba interessante che go da dire sulla regola è che i poltor parte alla riunione della regola sol par adesso, ad osolero al manco, sol i masci che i gappia pi de 18 anni. E i ga da viver sul territorio del paese. Se i va a viver fuori, i perde il diritto e no polpi nara a sta assemblea, noi che fa pi tor, disemo la sua parte de legna, e noi polpi goder dei beni della comunità. La seconda roba importante che go da dire sul paese è che una volta quanche le famiglie le gaveva da catarsi un santolo o una santola per la cresima, per il battesimo, per tutte queste, diciamo, feste cristiane, gli andasea sempre, per motivi, diciamo, ovvi, a domandarghe alle famiglie più ricche, alle famiglie che gaveva più cake, le più siore. Perché se ti te gavei un santolo o una santola che la venia da una famiglia siora, era più facile che loro gli avrebbe potuto aiutarti nella vita dandote da lavorare sui suoi campi, sulla sua casa. Ma anche quando te sei piccenino, te faceva regali meglio. Siccome stalte aveva schemi, magari poteva permettersi di comprarti la vesta o non so, un'altra roba, che magari se te gavevi una santola che non la gaveva schemi, non la poteva fare. Quindi è assai semplice, diciamo, il motivo. Ste due robe le importanti per delle robe che vedrò sul carneal fra 2 minuti. Però prima goda contarve com'è che l'è sto carneal. E per contarve com'è che l'è sto carneal, prima vi dico in breve e dopo vi farò vedere un video, un tocchetto, perché sono già lungo dicendo un mucchio di robe che magari non le serve neanche. Allora, sto carneal le organizza cosita. Gavi delle maschere che le chiama maschere guida, che gli do, che si chiama la che e matafin. Da dario de ste maschere che le si muove rento, diciamo, il paese, sulle vie del paese, che è un gruppo che viene chiamato maschere da bela, e poi da dario che do maschere guida e ste do maschere sto la che sto matafiglie do fioi, e da dario alle maschere da bela che do fie che le si chiama matafere e diciamo in fondo che è un gruppo che viene chiamato quel delle maschere da veccia o da veccio. Quindi capi, maschere, le maschere guida, la che matafin, maschere da bela, matafere, maschere da veccio, diciamo. Ste maschere le se muove rento il paese e le tacca, diciamo, al confine del paese d'anda, i cammina, i arriva sulla piazza del paese, lì i bala tutto il dì, e poi
diciamo alla fine del D, prima che venga stro, i seta nando nord, diciamo, fin a il confine, diciamo, del paese da che l'altra banda. Vi faccio vedere un attimo, per farvi vedere, così taglio anche a corto, diciamo, sulla descrizione, faccio prima farvi vedere che a dirvi, com'è che lei il bal che staltri i fa sulla piazza del paese. Allora, vediamo se il va. Allora, femo così. Sì. Femo prima. Sti due è il che e il matazin. Che l'uomo che vedi a destra è il matazin e che vedi a sinistra è il che. Allora, diciamo, il punto che era quello di sto prestito, praticamente vengo a spiegare più o meno com'è che il vasto carneale, come che si muove, quel che fa, diciamo, sul paese, sulle vie del paese. La roba più interessante, per quel che le sta il melaoro, l'è però un'alta, e lei, vedi che ha il capello con tante robe tacassora, che il capello lì, allora adesso i gassora zoge, diciamo, de vero, zoge false, ma una volta, fin che è, diciamo, 30-40 anni, i aveva taccassù ori, i aveva su zoge vere, che tolea a prestito da certe famiglie sul paese. E le famiglie sul paese endo che inava a domandarghe, e la stessa roba la si può dire perché diciamo siai che attaccai al vestio, che non ha proprio attaccai al vestio, e il vestio l'è fatto de sti siai, gli è, diciamo, gli è attaccato su una camisa bianca. La che è matazin in asea dalle famiglie a domandarghe, da certe famiglie a domandarghe stesoge e stisiai, ma c'era ste famiglie dentro il paese, e chi la questione la diventa, diciamo, interessante, la ne dise delle robe sul carnevale, perché le famiglie che dasea stesoge e stisiai era, diciamo, diciamo, due gruppi di famiglie. Da una banda le famiglie siore del paese, del suo paese. Dall'altra le famiglie, diciamo, la famiglia de somorosa o de somoier. Allora lì che è da dire sta roba interessante, che la famiglia del somoroso e del somoier normalmente la veniva da un altro paese lirente, non proprio dalla sua comunità, perché i paesi sul Comelico gli è veramente piccenini, e quindi i faceva fatica a cattarse una morosa sul suo paese che non la fosse sua cusina, o che non la fosse imparentata a colori di qualche maniera. Allora, ste due robe, diciamo, se le mettiamo insieme, diciamo, alla roba che ho detto prima del giro che loro i faceva dentro sulle vie del paese, ne conta una storia a sé importante. La ne dice che il carneal l'era un'occasione, diciamo, per ridefinire quel che era la comunità, in due maniere, da una banda camminando sui confini della comunità, diciamo, camminando e dicendo il nostro paese va da chi a chi, in altri siamo rento a sto spazio chi. E l'altro, diciamo, l'altra direzione, l'altra maniera di dire la nostra comunità è sta roba qui, l'era dicendo, diciamo, prestandose ste robe che era delle robe assai preziose. Perché
l'è chiaro che se ti te me presti una sogia e mi te la do in drio, e la sogia nelle condizioni buone, dopo siamo più amighi, perché te go restituio, ti te m'hai fatto un favore, mi te go restituio quel che te m'avevi prestato, dicendo mi so comporta bene. E allora dopo lì ne viene una domanda: perché su sto periodo dell'anno si fa sta roba? E chi diciamo se podemo connettersi a tutta una serie di idee che gli sta diciamo dite sul carnaval, che gli è interessanti anche perché diciamo le si liga in qualche maniera a un lavoro di cultura classica, di storia romana in particolare. Allora, super in breve, savi che fino a magari il Polo può dirti robe su questo argomento, però fino a un certo momento il calendario l'era dei 10 mesi. E era un buso finito dicembre fin quando taccava marzo. Allora, sto periodo, diciamo, che è il periodo del carnevale, era un periodo che non era né, che l'era, di qualche maniera, non le ha contato. E quindi non era né parte dell'anno che l'era arrivato, che l'era finito, né parte dell'anno che veniva. L'era un periodo, diciamo, di limite, in dove che la comunità, che il mondo, che le robe che l'era certe, che se sapeva, le perdeva la sua forza. E lei per questo motivo che su sto periodo che era bisogno di una festa, di una celebrazione, di un rito che il disesse che rimettesse in piedi quei che gli erano i confini, quelle che gli erano le strutture della comunità. E le strutture e che è un'altra roba che la si può dire, e è l'unica roba, diciamo, che dico poi se qualcuno vuol domandarmi de pi che disarò. Ma ve può di domandarvi perché è Fioi che fa sta roba, gente soena. E lei perché il carneval non è solo una festa del rinnovamento, diciamo, parlando no, una festa del caudeanno, ma è anche una festa, diciamo, di iniziazione paesoni. E se che pensè, il ga proprio senso che quando che è da rimettere in piedi quel che la nostra comunità è, la nostra identità come comunità, quel che ha da farlo è i giovani, perché loro è abbastanza letteralmente il futuro della nostra comunità. E quindi è loro che, interpretando la tradizione, che guardando e conformandosi anche a quel che invece vuole e che l'è sempre sta fatto, i ga da mettere il so e da, diciamo, rimettere in piedi la comunità guardando, dicendo, dandoghe la sua interpretazione e rendendola qualche cosa di nuovo. Mi scuso che sono a lungo e anche ha dei problemi tecnici. Poi se qualcuno vuole approfondire questa roba mi faccio vedere, dopo vi manderò il link perché se catta su Amazon può di comprarlo, del libro che ho pubblicato su questo tema, che l'è sto qui, che si chiama più o meno come che mo chiama il mio intervento su sto seminario, e vi conta ste robe che ve l'ho detto e tante altre robe che sarebbe stato tempo di scorrere. Allora, dico già che se non avevi avuto tempo di notarvi il titolo del libro e qualcuno vuole dartorselo e poi anche scrivere a Scolomanistica, dico questo perché magari che ha già visto l'indirizzo mail e dopo gli altri che gireremo il titolo del libro scritto da Suanne. Grazie Suanne che ti hai fatto questa presentazione e a parte quello che ho godito avanti
che mi ha colpito di quello che ti desidero dire. Mi dico, in qualche maniera mi pare che quello che ti ho detto in Coa, scusami, fosse, diciamo, quasi anche potrebbe essere un augurio per quello che facciamo gli altri. Speriamo che questa lingua di ogni sapore, quello che si potrà fare sia, diciamo, un carnevale per la lingua veneta, seguiamo se i giovani, insomma, gli altri, quei che adesso siamo in un momento di crisi per la lingua, speriamo che sia un rinnovamento, quello che abbiamo da sperare è che sia un rinnovamento, non mi piace che sia stata roba in Coa, non so come che la vedevi altri, ma ecco, questo per me è un bel augurio, è una bellissima maniera anche di definire questo seminario. Allora, grazie a tutti per essere venuti. Abbiamo visto che ci sta una bella partecipazione, un pochettino da tutta Europa, ma anche dalle Americhe. Che bello dire al plurale, le Americhe. Le Americhe. E niente, la roba che, diciamo, l'augurio che a tutti quelli che devono ascoltarne è appunto di essere un pochettino bombeggiati sta roba del Veneto. E vi dico, gli altri andremo avanti con ste robe, però volevo ogni modo far dire che chi che si deve ascoltarne esterniste, quando che l'ambiente lo porteria a parlare italiano, esterniste di parlare veneto, e fa un atto eroico in qualche maniera, perché pensate che ogni volta che insegniamo con i vostri fiori, i vostri nipoti, i vostri amici, i vostri parenti, parlare veneto invece di parlare italiano o altro, e vi altri dasi un contributo a salvare secoli di storia e così in maniera che non venga tutto sgualivà in una roba che ne fa perdere anche il senso del nostro passato, di quello che sta avanti, di quello che sarà, e così in maniera che sta lingua che la si vissuta, la si fioria, la gaffrutà per secoli, la possa andare avanti a vivere, a fiorire e fruttare. E in altri ogni modo andremo avanti, non ci fermiamo qua.